se non si farà l'autonomia si farà un nuovo governo. L'ultimatum ai 5 Stelle dal segretario della Liga Veneta Toni Darè. Autonomia per il Veneto o basta col governo giallo-verde. A suscitare il fastidio dei leghisti le dichiarazioni in Parlamento del Premier Conte, che ha parlato di molti altri mesi necessari per chiudere l'intesa. Luca Zaia ha ragione di essere infastidito perché lui ha proposto il referendum, il Veneto lo ha votato in massa da destra a sinistra, quindi le parole di Conte sono inopportune soprattutto per il proseguo di questa alleanza. Dito puntato dunque contro i 5 Stelle, intenzionati secondo Darè a sabotare il cammino di questa riforma. Stanno frenando perché c'è un grande contrasto interno tra i 5 Stelle, tra chi dei 5 Stelle che sono residenti al nord che vogliono l'autonomia perché hanno capito i vantaggi anche per il sud e chi invece ragiona in maniera come una volta e non è giusto che sia così. Coi 5 Stelle abbiamo firmato un contratto e fatto lealmente la nostra parte anche su provvedimenti che non condividevamo, ricorda Darè. Se loro non sono disposti a fare altrettanto, la responsabilità di aver messo fine al governo sarà loro. Uno dei 10 punti erano l'autonomia, da parte nostra il reddito di cittadinanza da parte dei 5 Stelle. Noi abbiamo dato il reddito di cittadinanza, noi vogliamo l'autonomia.